Ciao, sono Francesca della Fattoria Didattica La Piccola Campagna. Sotto il caldo sole di luglio cresce la voglia di giocare all'aria aperta e sperimentare con i colori. In questo laboratorio realizzeremo dei gessetti fatti in casa, perfetti per colorare per terra, completamente naturali e biodegradabili. Ci servirà cartone delle uova, coloranti naturali, rapa rossa per il rosso, curcuma per il giallo, spirulina per il blu, gesso in polvere o gessetti bianchi inutilizzati, acqua. Prendiamo un cucchiaino di polvere colorata. A cui uniamo 3 cucchiaini di acqua. E mescoliamo. Uniamo ora 3 cucchiaini di gesso. Mescoliamo. Ora andremo ad unire un cucchiaino di acqua alla volta, fino ad ottenere una consistenza simile a quella del dentifricio. Il nostro impasto è pronto, ora lo andremo a versare negli incavi del cartone delle uova. E ora lo lasciamo asciugare all'aria aperta per un paio di giorni. Quando il composto è completamente asciutto, estraiamo delicatamente il gessetto dal contenitore. E sbizzarriamoci a colorare l'estate. Natura sì.